voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Apri Spalanca, apertissima Radio Libertà, oltre la pagina, insieme a Francesco, magnificamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e il sottoscritto, il mio avatar, vale a dire Ciccio Barbò. Insieme quando sono scoccate in simultanea con noi le 12.45 a 137,6 metri sopra il livello del mare. I convenevoli formulaici per rivolgere come sempre l'abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde e alla signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Gli altri supporti dai quali seguirci: la radio DAB, naturalmente, poi abbiamo Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi le applicazioni iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con i vostri cellulari. Il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook indispensabile per orientarvi attraverso la nostra programmazione, e dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che poi ascolterete in oltre la pagina che inizia invece alle 12.35. Poi Twitch, il social di ultima generazione, e poi anche, per chiudere, abbiamo YouTube, che va un po' a targhe alterne, se vogliamo, dai. Allora, di quel che c'è non manca nulla. Vi segnalo: la commissione interna ha stabilito che la temperatura in questi locali è pari a 24,9 gradi centigradi, sopra lo zero ovviamente, 21,4 esterna, 54% l'umidità, e la pressione è pari a 1013,7 millibar. Mamma mia. Allora, c'è anche, naturalmente, ci sono anche i rilevamenti demoscopici e sondaggetti, e c'è anche musica per voi. Oggi vi facciamo sentire un fratello d'arte, Giorgio Conte, fratello di di Paolo Conte, e poi il grande Roy Orbison, Pretty Woman. E andiamo a parlare invece adesso di quello che vi aspetta inoltre la pagina, e parliamo delle interviste. Dunque, nella prima parte con il professor Silverio Allocca parleremo, come sempre, lui è uno studioso di geopolitica, e quindi guardiamo, anzi è lui che guarda, fa il quadro e parla di cosa ci sia dietro le chiacchiere, dietro le parole. Per esempio, quando si parla, ecco, il Rearm UE, Riarmo Europa, oltre ovviamente
a non essere stato indicato alcunché, non c'è nessun tipo di struttura. Quindi quei soldi, quegli 800 miliardi, dove andrebbero a finire? Questo l'abbiamo già detto. Ma c'è un altro punto, per esempio, ma ce ne sono altri che poi ascolteremo col professore Allocca. Per esempio, secondo voi ci vogliono 8 anni, hanno detto, mi sembra, 8-10 anni, e la minaccia è la Russia. Cosa fa la Russia? Aspetta? Aspetta, vediamo che l'Europa si riarmi, così poi se noi vogliamo fare qualcosa contro, vedrete che loro ci risponderanno. Ovviamente non può essere così. Poi un caso estremo, estremo ma purtroppo non fantascientifico, conflitto termonucleare. E anche lì in questo caso, oggi come oggi, siamo veramente un rapporto grosso modo di 1 a 10 come testate nucleari. I numeri precisi ve li leggo dopo, ehm, perché non ho il foglio e non me li ricordo a memoria, però c'è una disparità a livello di testate nucleari tra Russia e chi ce le ha poi nel continente, nel vecchio continente, in Europa, c'erano solamente Francia e Regno Unito. Regno Unito sì, si è animato, eccetera, eccetera, ma Farmer ha dichiarato anche recentemente che l'Inghilterra sarà sempre e comunque fedelissima, fedelissima alleata degli Stati Uniti. Quindi il blocco europeo, se pensava a una Brexit al contrario, non è così che funziona. Guardate, la Russia è dotata di 5.449 testate nucleari, di cui 1.710 già schierate e 2.589 di riserva. La Francia 290, di cui 280 schierate. Il Regno Unito 225, di cui 105 classificate come riserve. Quindi non diciamo, nei numeri che non si può pensare a un braccio di ferro con la Russia. Poi anche l'atteggiamento di Trump, il ritiro delle truppe dall'Ucraina, poi alla fine, se viene ridotto rispetto a quello che aveva deciso Biden, alla fine ci si ritroverà, comunque gli Stati Uniti si ritroveranno con una presenza militare in Europa pari a prima del conflitto ucraino. Quindi non, non ci sarà tutto questo distacco tra Unione Europea e Stati Uniti. Il movimento, diciamo, geopolitico è quello di far sì che l'Europa rimanga sempre divisa, rimanga il più possibile divisa. E questo è un po' un quadro. Io ho messo insieme diversi elementi, poi col professor Allocca facciamo il punto della situazione. Poi parleremo del Papa, anche noi, con Francesca Musacchio, che è direttore di FCS.report, e io ho scritto il pontificato di Bergoglio. Lui era castigliano, argentino, quindi castigliano non si pronuncia l'italiana. Cosa dicevate? Platini o Platini? Si diceva Platini alla francese, anche se il cognome era italiano, tra l'altro entrambi di origine piemontese. Cosa fai quella faccia, Francesco? Si diceva Platini, nessuno diceva Platini. Mai sentito uno che dicesse Platini. Allora, pontificato tra luci e ombre, perché il rapporto con la Cina, per esempio, che non è riuscito questo pontificato a per esempio a vedere ufficialmente riconosciuta la Chiesa in Cina. Quindi ci sono diversi vescovi agli arresti domiciliari addirittura, no? Sono venute meno anche molte diocesi guida che Pechino non ha riconosciuto. Il silenzio sugli uiguri,
abbiamo la minoranza islamica, non gli unici islamici che muoiono, che vengono perseguitati, ma per i quali nessuno scende in piazza. Strano. Poi anche il rapporto con Teheran, anche dopo il 7 ottobre, un rapporto improntato sul realismo, ma francamente è di scarsa chiarezza morale, tant'è che Netanyahu non presenzierà ai funerali del Papa e i rapporti, avete sentito che ieri Nathan Greppi, i rapporti con la comunità ebraica non vanno tanto per la maggiore, anche perché qualcuno aveva avuto, credo 2 anni fa, la bella idea di allestire in sala Paolo VI un presepe con Gesù bambino avvolto nella keffia. Cioè, allora, finché faceva comodo, qualsiasi atto che potesse offendere la comunità ebraica veniva subito indicato come razzista, fascista, nazista, di destra. Invece, quando ci sono di mezzo i Propal, cambia tutto. E vabbè, non facciamoci il callo, che non facciamoci un'abitudine. Poi anche Francesca Musacchio ha messo insieme più elementi. Per esempio nel 2022 fu scelto di far portare la croce per la Via Crucis del 2022 a 2 donne, una russa e una ucraina, ma in questo modo hai messo sullo stesso piano aggressore e aggredito, e questo non era tanto per la quale, non andava tanto bene. Poi ci sono insomma, è stato un pontificato molto divisivo, anche si è visto, forse anche tra gli stessi fedeli. Sentivo l'altro giorno Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, spiegare come secondo lui un cattolico rimane sicuramente come dire destabilizzato quando vede quello stesso Papa che definisce sicari i medici abortisti confrontarsi con Emma Bonino. Ve la ricordate tutti la foto di Emma Bonino con la pompa della bicicletta per praticare l'aborto? È una foto terrificante degli anni 70. Qualcuno può dirmi che quella foto dimostra la carità cristiana, capacità di comprensione anche verso chi sbaglia? Non sono propenso a rifiutare, a respingere una visione di questo tipo, però è un dato di fatto che molte scelte, molti atteggiamenti di questo Papa hanno lasciato perplessi, e credo che poi ognuno si possa fare la sua immagine. Allora, intanto salutiamo Sveva, l'avvicendamento, il ritorno della grande Sveva sulla tolla di comando in regia tecnica, e mi ero dimenticato, vi ricordo anche il numero di telefono per intervenire. Il numero di telefono per la diretta è il 02 92 94 7222, mentre per il WhatsApp è 340 670 9659. Se volete intervenire lo potete fare quando lo volete. Adesso Sveva, diamo spettacolo perché io mi alzo in piedi in tutta la mia meravigliosa presenza e ti porto la scaletta, così. Oggi c'è Roy Orbison, c'è Pretty Woman e altri bei brani musicali. Allora,
sono le 12:58. Facciamo così, andiamo a dare un'occhiata all'ANSA, vediamo cosa ci dice la nostra agenzia di riferimento. L'omaggio del Papa Francesco, 20.000 in piazza San Pietro per l'ultimo saluto. Dopo la traslazione da casa Santa Marta e l'omaggio di cardinali, prelati e membri della famiglia pontificia, è il momento del popolo dei fedeli, 2000 agenti di polizia locale per le esequie. Poi abbiamo la Commissione europea multa Apple per 500 milioni e Meta per 200 milioni. Media, offerta finale di Trump, Kiev accetti l'occupazione, drone russo su un autobus, 9 morti. Scoperto un pianeta con la coda da cometa, si sta disintegrando. E poi Farnesina, non confermati italiani tra le vittime in Kashmir. Allora, possiamo fermarci per la sosta. Partiamo subito con un Pretty Woman. Dal produttore al consumatore, Sicorbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicorbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
Eccoci in diretta. Allora, abbiamo i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, naturalmente anche i vostri interventi se volete dire la vostra in diretta. I genetriaci del quarto giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano, per tutti è un mercoledì miarqui 23 di aprile, anno domini, mercoledì 23 di aprile, anno domini 2025 o 2025 che dir si voglia. Pensate che oggi è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, perché in questo giorno, nel 1616, morirono, pensate che triste la triste mietitrice, William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega. Quindi credo che Shakespeare e Cervantes non abbiano certo bisogno di ulteriori commenti. Nel 1946 la Piaggio deposita un brevetto per motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica. Insomma, la Vespa, la immortale Vespa, la bellissima Vespa. Poi chi non ha mai avuto una in vita sua? Allora, andiamo oggi è anche il giorno della nascita, il genetriaco di William Shakespeare, da Stratford upon Avon. Insegnami a scordarmi di pensare. E poi abbiamo un altro importante, un grandissimo artista, siamo in pieno romanticismo inglese, e lui mi sembra l'autore di un quadro che rimane molto impresso, Il Monaco. C'è questi marosi, questi credo sia suo. Sto parlando di William Turner. Se potessi usare qualcosa di più più nero del nero, lo adopererei, ha detto. Pensate un po'. Poi me la ricordo, non so se ve la ricordate. Simone è un'attrice francese che ricordiamo nel Bacio della Pantera di Jacques Tourneur. Non il film dell'82, quello credo del 45 o prima ancora. È un film è, a mio avviso, la dimostrazione pratica di come puoi mettere paura senza far vedere niente, perché c'è la scena della fermata dell'autobus dove vedi, non so se l'hai mai visto, Sveva, Il Bacio della Pantera, quello senti dei rumori e poi vedi una siepe che si agita e non vedi niente, non vedi altro, però il film ti dice che lì c'è una pantera, una belva. E poi abbiamo Rossana Rossanda, il manifesto, la libertà è un rischio, ha detto Rossana Rossanda, che a me qui risulta ancora viva. Se è ancora viva, complimenti a lei perché compie 101 anni. Però quasi quasi vado a controllare, perché io spero di sì, mi auguro di sì ovviamente, perché non assolutamente non vorrei che fosse stato ammesso. Ah no, è scomparsa, è stato una non mi risulta, si vede che questo diciamo selezione è stata fatta addirittura più di 5 anni fa, perché è scomparsa nel 2020. Comunque diciamo
alla veneranda età di 96 anni. È stata una grande giornalista di sinistra, che però è stata sicuramente una protagonista del secondo dopoguerra. Poi abbiamo Shirley Temple, Riccioli d'oro. Ha detto Shirley Temple che lei ha smesso di credere a Babbo Natale a 6 anni, quando ai grandi magazzini mi chiese l'autografo. Succede. Poi abbiamo il George Steiner, scrittore, saggista, accademico. Si pensa a proprio rischio e pericolo. Il grande Giuseppe Zaccaria, un grandissimo disegnatore umoristico, il suo Kyrie Eleison era davvero sublime, un grande. Lui era anche molto famoso in Francia, se non sbaglio credo che abbia lavorato molto Kyrie Eleison, appariva sulle pagine di Eureka adesso, dell'editoriale Corno, ma prima ancora credo sulle pagine delle Canard Enchaînées, perché era molto popolare, molto conosciuto anche in Francia. C'era Kyrie Eleison, appunto, questa lotta continua tra il diavolo e il sacerdote. Poi abbiamo Franco Citti, ce lo ricordiamo in Casotto e anche nel Padrino parte terza. Poi Milena Vukotic, di cui abbiamo parlato venerdì nella rubrica dedicata al teatro, perché Milena Vukotic è in scena alla veneranda età di 90 anni e ancora sulla breccia, con un'opera che qui sta andando, credo in questi giorni, in scena a Milano. Adesso purtroppo proprio mi è completamente uscito dalla memoria. Comunque ne abbiamo parlato venerdì nella rubrica dedicata proprio al teatro, la rubrica che mandiamo in onda venerdì dalle 13:30 alle 14. Poi abbiamo, lo avete sentito? Lefty Wilbury, Pretty Woman, Roy Orbison, il grande Roy Orbison. E poi abbiamo Fratello d'arte, anche lui, credo che lui abbia composto insieme al fratello Paolo, forse Azzurro, alcune canzoni tra le più celebri. C'era anche il suo zampino, ma poi si è messo, diciamo, anche in proprio. Sto parlando di Giorgio Conte, che è proprio il caso di dire fratello d'arte, perché anche lui è stato sicuramente, è ancora vivo, è autore di composizioni sicuramente di grande rilievo. Poi abbiamo la ragazza della porta accanto, Sandra Dee, un'attrice molto in voga negli anni 60, e poi è stata lei si chiamava Zuc, Sandra Zuc. E poi abbiamo un'attrice che ci ricordiamo in 2 film piuttosto significativi degli anni '80, Stati di allucinazione, un bel film, a me personalmente era piaciuto molto anche. E poi con John Belushi, Chiamami Aquila, anche questo un film che svelava un po' secondo me, le vere doti comiche di John Belushi, proprio anche recitative, intendo dire, no? Non solo il fratello blues, non solo quello.
o Bluto Brutaschi di Animal House. Poi abbiamo Valerie Bertinelli, attrice, è stata la moglie che lui gli aveva dato anche un figlio, di Eddie Van Halen. Lei, Valerie Bertinelli, è di origini umbre, comunque è americana, è statunitense ovviamente. E poi un attore che io ricordo in un film ehm, che a me era piaciuto tantissimo, che era Cabal. Lui, il protagonista, era Craig Sheffer. Il film credo fosse del 1990, poi lui non ha, diciamo, fatto quella carriera che magari ci si poteva aspettare. Allora, linee sempre aperte, c'è anche, vediamo, c'è un... allora, guarda qua cosa mi combina Manzoni, il totem misterioso, il numero uno di Tex, e non so se riesco a scaricarlo da qua. Comunque ce l'ho nella collezione storica, li ho quasi tutti, anche quelli della collezione storica. Tex, mamma mia, siamo... E poi, grazie, questo è un bellissimo pensiero, Tex è sempre Tex. E poi, non son degno di Tex, non è mia, era un cantautore che aveva fatto queste canzoncine con quei giochi di parole piuttosto simpatici, secondo me. Fumetto e ceramica, sito ufficiale di Diabolic, personaggio dei fumetti creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani, protagonista dell'omonima testata. Vediamo se riesco ad aprire da qua. Sì, incredibile, di solito non funzionava. Allora, prima rassegna nazionale di opera in ceramica dal 5 aprile al 4 maggio 2025. Chiedo scusa. Deruta ospita Fumetto e Ceramica, una straordinaria mostra nazionale di ceramiche ispirate ai personaggi dei fumetti, unendo tradizione artigiana a cultura pop. Patrocinata dal comune di Deruta e della provincia di Perugia, l'iniziativa è il frutto della passione di Mauro Mencarelli, con la preziosa collaborazione della Biblioteca delle Nuvole di Claudio Ferracci della Casa degli Artisti del Comitato degli Artigiani Derutesi. L'esposizione si preannuncia come una straordinaria galleria con centinaia di opere provenienti da tutta la penisola, che vedranno protagonisti i personaggi più iconici della storia del fumetto, capaci di entusiasmare appassionati di ogni età. Centro d'arte contemporanea, Antiche Fornace Grazia, via Biordo Michelotti 27, Deruta, che come ho letto, io non lo sapevo, è in provincia di Perugia, quindi se avete l'occasione potete anche... Deruta non la conosco proprio, chiedo scusa. Perugia un po' sì, ed è una bellissima città, quindi sicuramente potrete unire il bello al bello, perché la mostra di ceramiche ispirate ai fumetti non può che essere bellissima. La mostra è da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, in via Biordo Michelotti 27. Centro d'arte contemporanea Antica Fornace Grazia. Allora, direi che se non ci sono telefonate, io vediamo se c'è una telefonata, altrimenti passerei la palla alla musica per voi, per poi andare a continuare con i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici. Vediamo se Sveva è pronta a far partire la musica. Allora, c'è una telefonata. Sentiamo chi c'è in... Pronto?
Ah no, scusate, è un è andata via la comunicazione. Vediamo di riprenderla. Allora, pronti? Buongiorno signor Pellegrin. Allora, visto Buon che si avvicina la Resistenza del 25 aprile, due parole sulla Resistenza. Signor Pellegrin, probabilmente anche senza la Resistenza, secondo me le armate tedesche sarebbero state cacciate dalla nostra terra. E poi aggiungo che la libertà e la democrazia, secondo me, infatti, non si conquistano una volta per tutte, ma vanno protette, difese e riconquistate giorno per giorno da parte di tutti, nelle diverse condizioni storiche. Tutto qua. La saluto e buona giornata. Ah, io stavo parlando chiedo scusa, allora stavo dicendo stavo ringraziando la signora Lisetta, stavo appunto ricordando, che i partigiani, a quando fu aperta una specie di anagrafe, non so se il termine è il più corretto, non credo nel secondo dopoguerra ovviamente, non prima, non fossero più di 300.000, forse qualcuno li contava arrivassero a 500.000, quindi come diceva Winston Churchill, chiedo scusa, stavo parlando e non mi ero accorto. Come diceva Winston Churchill, strano paese l'Italia, prima del 25 aprile erano in 45 milioni di fascisti, poi dopo il 25 sono diventati 45 milioni di antifascisti, eppure non mi risulta che l'Italia abbia 90 milioni di abitanti. Vabbè, questo era anche abbastanza risaputo. Ehm, non, non aggiungo altro perché direi di far partire la proposta, la musica per voi e poi andare ai sondaggiati.
Eccoci sempre in simultanea con voi e con noi con che giorno è? Radio Libertà. Allora, commercio con l'estero e prezzi all'import a febbraio 2025. A febbraio 2025 si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni, più 3,5% rispetto alle importazioni, più 1,7%. L'aumento su base mensile dell'export riguarda entrambe le aree UE, più 3,7% ed extra UE, più 3,2%. Togliamo la divisione nel caso ci fosse, se non c'è la togliamo ugualmente. E poi abbiamo un altro sondaggio. Produzione nelle costruzioni. A febbraio 2025 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dello 0,3 rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre 2024-febbraio 2025, la produzione nelle costruzioni cresce del 2,6% nei confronti con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l'indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 6%. I giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di febbraio 2024, mentre l'indice grezzo cresce dell'1,4%. Nella media dei primi 2 mesi del 2025, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice grezzo cresce dello 0,1%. Togliamo la condivisione e andiamo agli ultimi sondaggetti, i rilevamenti demoscopici pronti per voi. Allora, realizzato da Tecne, committente agenzia Dire. Abbiamo il borsino dei partiti. Fratelli d'Italia al 29,9, il PD al 22, 5 Stelle 11,8, Forza Italia 11,4, Lega 8,3, Verdi e Sinistra 5,6, Azione Calenda 3,2, Italia Viva 2,1. Il borsino dei leaders. Abbiamo Giorgia Meloni 46,3, Antonio Tajani 39,5, Giuseppe Conte 30,2, Elis Len 30 tondi, Matteo Salvini 26,4, Emma Bonino 20,1, Carlo Calenda 19,3, Angelo Bonelli 15,8, Nicola Fattoianni 15,7, Matteo Renzi 14,1. Il grado di fiducia nei confronti del governo 42,3 a fiducia, 50,1 non ne ha e non sa il 7,6. Togliamo la condivisione e andiamo con l'ultimo sondaggio del giorno. Abbiamo mappa premierato realizzato da Demos MP e Demetra, committente la Repubblica. Il premierato, andamento nel tempo. Allora, su una scala da 1 a 10, nella quale 1 significa totalmente contrario e 10 totalmente d'accordo, quanto si direbbe d'accordo con introdurre, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio? È d'accordo 49%, 49, non è un 49%, è un 49, è un voto, una sorta di voto. Quindi direi metà, non raggiunge comunque, diremmo se fossimo a scuola, se questa fosse una pagella, non raggiunge la sufficienza, anzi 49. Chiudiamo, se nel caso ci fosse stata una condivisione, andiamo verso la pausa, perché andiamo adesso verso vediamo perché non si chiude. Eccoci, adesso abbiamo chiuso. Andiamo verso oltre la pagina di Diabolic, scrive Manzoni, ne ho 1000. Io avevo
L'avevo regalata a Rosalia, a Donna Rosalia, tutta la collezione che all'epoca erano 600 numeri. Poi ho continuato, ma adesso diciamo non ho più spazio e quindi la versione cartacea non la tengo più. Non tengo quasi niente di versioni cartacee dei fumetti perché non ho più spazio. E, beh, almeno qualcosa in cui andiamo d'accordo in Manzoni ce l'abbiamo, Tex e Diabolico. Come si fa a non andare d'accordo su Tex e Diabolico? Allora, andiamo invece all'intervallo e tra pochi minuti il primo ospite Silverio Allocca per questo quadro geopolitico sull'Europa e sugli Stati Uniti. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci in diretta per parlare del quadro geopolitico con il professor Silverio Allocca, che troverete su OCS.report, perché diciamo, dietro tante dichiarazioni di facciata, in realtà, come al solito, chercher l'argent, non la femme, l'argent, perché il RIAM UE francamente non convince, se non per il fatto di essere un gran giro d'affari, un gran giro di soldi. E tra le tante osservazioni che vi ho riepilogato, che ha fatto alcune delle tante fatte dal professor Allocca, c'è anche, per esempio, che se fai il ReArm Europe 800 miliardi, intanto cosa lo fai per difenderti dalla Russia? E cosa fa la Russia? Aspetta che tu ti riarmi, dopo dice bene, adesso finalmente siamo ad armi pari? E le armi quando saranno pari, se il rapporto in termini di testate termonucleari è grosso modo quello che vi ho detto prima nei numeri, 1-10 in favore della Russia, ovviamente. Insomma, molte cose da dire. Abbiamo il professor Silverio Allocca al telefono. Lo saluto, bentornato professore, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Allora, da dove partiamo? Questi numeri anche, no? Cioè, si parla riarmo, la Russia è una minaccia, ma è una minaccia che è comunque fuori dalla portata europea in termini nucleari, se si dovesse andare verso quella direzione. In più fai anche altre osservazioni sul fatto che più che altro sembra un giro d'affari che ha poco a che vedere poi con il quadro militare. Ma diciamo sì, semplicemente è un giro di soldi che non promette di andare da nessuna parte. Non promette di andare da nessuna parte sia per le tempistiche che sono state richieste dalla von der Leyen e dagli altri in ambito europeo. Diciamo che la cosa risulta essere abbastanza comica. Mi ha riportato alla memoria quello che capitava durante il ventennio, quando in occasione delle grandi visite che faceva l'allora duce Benito Mussolini, per mostrare la grande forza, per esempio aeronautica del paese, cosa si faceva magari a un ospite straniero? Durante la fase di trasferimento da un aeroporto all'altro venivano trasferiti gli stessi aerei che l'illustre ospite aveva visto nell'aeroporto di partenza per riposizionarli in quello d'arrivo. Ora, questi giochini, queste mosse, queste proiezioni in avanti molto belligeranti, bellicose, alla fine non sono paganti. Non sono paganti perché poi bisogna andare a guardare quelli che sono i numeri. Al di là di quello che è l'esborso e al di là del discorso della minaccia, che non si capisce bene a cosa servirebbe alla Russia attaccare l'Europa, ma questo poi è tutto un altro discorso. Tra l'altro, nel momento in cui gli Stati Uniti stanno tranquillamente aprendo il proprio mercato e si aprono ai commerci con la Russia per motivi strategici
più volte anche da me sottolineati. Cioè loro hanno intenzione tutto sommato di non avere qui un primo fronte per potersi occupare della Cina. Ora la situazione risulta essere abbastanza comica, perché noi abbiamo dei nani politici, perché di nani politici si tratta in Europa, Starmer da una parte, ma soprattutto Macron, poi parla la Meloni, non ne parliamo poi della von der Leyen, che praticamente si propongono come i nuovi condottieri dell'armata Brancaleone europea, quando il principale alleato e detentore dell'unica vera potenza militare occidentale, gli Stati Uniti, perseguono una politica completamente diversa. Per somma, dopo aver dimostrato a conti fatti che, per esempio, la Francia, la Francia di quel Macron, che più di altri alza i toni, è in grado di produrre, e non è che la situazione sia migliorata di molto, 3.000 proiettili di artiglieria al mese, quando sul fronte ucraino se ne sparano 3.000 in una giornata. Ora, quando arriviamo al ridicolo di affermazioni di questo genere, che non vengono sottolineate dalla stampa con una sonora pernacchia, mi domando quale livello di intelligenza media ci sia posseduto dai commentatori. Soprattutto tenendo presente che questo proclama è stato fatto senza indicare né che tipo di armamenti, né costruiti come, con quali materiali, dal punto di vista logistico approvvigionati come, distribuiti come fra le varie unità militari, che dovrebbero essere poi poste sotto il comando di non si capisce bene quale Stato maggiore congiunto, per perseguire quali obiettivi tattici in previsione di un potenziale attacco da parte della Russia. La cosa mi lascia abbastanza perplesso, e che si prestino a buffonate del genere personaggi come per esempio anche il governatore della BCE, andando a metterci la faccia, cioè sinceramente resto abbastanza perplesso. E quello che mi preoccupa di più, al solito, non è la potenziale minaccia della Russia, ma la totale incompetenza e insipienza di coloro che qui parlano di queste cose. Che dal mio punto di vista neanche una partita, l'ho scritto se non sbaglio anche nell'articolo, non sarebbero in grado neanche di vincere una partita a risico, giocando con dei ragazzini. Quindi tutto sommato, oltretutto poi c'è un problema fondamentale che ho sottolineato e ripropongo qui. Andare a fare una conversione dell'industria locale, dell'industria europea, per promuovere questo riarmo, impone a quelli che sono gli imprenditori del settore, noi abbiamo dei gioielli, dei fiori all'occhiello, come per esempio la beretta, dovrebbero evidentemente potenziare gli impianti, assumere personale, dedicare la loro attività prevalentemente a soddisfare le commesse dei rispettivi governi. Benissimo, ma questo non è un vantaggio per queste aziende. Non è un vantaggio perché evidentemente nel momento in cui è finita la fase diciamo più calda, si ritrovano con investimenti che devono essere in qualche modo ammortizzati sia in termini di impianti sia in termini di personale. Avendo trascurato necessariamente, e chi per esempio è appassionato di armi lo sa benissimo, che a causa del conflitto in Ucraina l'attesa per avere come privato un'arma dalla Beretta come anche da altre aziende, i tempi si sono dilatati, non per l'amor di Dio a dismisura, si tratta di aziende serie, ma evidentemente si sono dilatati per soddisfare altri tipi di commesse. Ora, quando si lancia un piano di questo genere, bisognerebbe tener conto anche di una cosa di questo tipo, perché una volta che è finita la fase di riarmo, benissimo, mettiamo che arriva a compimento nel 2030, queste aziende che fanno? Di tutte queste armi cosa facciamo? Perché è vero che nella Germania, che questo crea per esempio giro di denaro, crea occupazione. In Germania negli anni 30 Hitler nel giro di 3 anni, 4 anni, dopo che prese il potere, abolì praticamente
azzerò la disoccupazione, certo, ma l'obiettivo era quello di scatenare una guerra. Vogliamo scatenare una guerra? Benissimo. E abbiamo i mezzi? Benissimo. Con quali uomini? Addestrati come? Formati come? Quindi diciamo che sembra un pochino una sorta di giochino carnevalesco a chi la spara più grossa, cioè vince chi riesce a sparare la palla più grossa, non sapendo palesemente cosa fare. L'impressione che ho è che tutto sommato nei tempi andati, quando cambiava l'orientamento politico degli Stati Uniti, c'era un viraggio da quella che era, diciamo, un primo approccio a un secondo approccio che richiedeva anni, parecchi anni, e questo era un qualche cosa che avveniva in modo graduale, e quindi piano piano i vari governi europei potevano, come dire, salvare la faccia cambiando, sposando la prima tesi e poi sposando il secondo orientamento. Qui invece nel giro di 4 anni si sono cambiate completamente le carte in tavola. Siamo passati da uno Zelensky che è la vittima, l'uomo che è stato attaccato, il grande paladino dell'Occidente e di tutti i valori occidentali. Siamo addirittura arrivati al ridicolo che nel salotto buono della Casa Bianca è stato addirittura un altro po' additato come colui che ha causato la guerra, quello che ha provocato. Da chi? Dallo stesso presidente Trump, che poi lanciò a suo tempo, quando era ancora durante il primo mandato, la Defender Europe, che era un'operazione di addestramento militare che si proponeva di dimostrare i muscoli alla Russia, esattamente dislocando le varie truppe che avrebbero dovuto operare, poi la cosa saltò praticamente per via del Covid, lungo il confine settentrionale europeo con la Russia. E siamo in una situazione per cui qui si può dire tutto il contrario di tutto, e i vari esponenti delle cancellerie europee non sanno che pesci pigliare, e per difendere la loro faccia la perdono nuovamente. Quando poi giustamente, e chiudo questo diciamo preambolo, mettendo in evidenza una cosa: di che tipo di armamenti ci vogliamo dotare? Di armi tradizionali? Cioè vogliamo ancora pensare alle grandi battaglie di carri armati tipo quella del saliente di Kursk o cose di questo genere della seconda guerra mondiale? Di quali armamenti ci vogliamo dotare? Di quali sistemi di difesa? Coordinati come? Visto che di fatto, per esempio, per quello che riguarda anche l'aeronautica militare con gli F-35, si tratta di un eccezionale velivolo, ma che richiede un certo tipo di supporto, un supporto che può essere dato solo da un'organizzazione politico-militare, soprattutto come la NATO. Non abbiamo i vecchi aerei che mettiamo lì, gli diamo il carburante, li facciamo partire e poi si arrangiano. Devono operare in modo coordinato. Coordinato con chi? Con la NATO, benissimo, dove l'esponente di maggior rilievo, gli Stati Uniti, fanno una politica diametralmente opposta e dichiarano oltretutto di non volersi immischiare nel caso di un conflitto. Ecco, diciamo che se uno prende in considerazione queste cose dovrebbe porre delle domande, ma la stampa mi sembra che non sia orientata né qui né all'estero a farlo, con l'eccezione di autorevoli riviste sia italiane che straniere che si occupano in modo specifico delle questioni militari, per non parlare poi delle considerazioni fatte da alti ufficiali, e non parliamo di un semplice tenente capitano maggiore col dovuto rispetto per il grado, ma parliamo di generali con 2-3 stelle che hanno operato sistematicamente in zone di guerra per anni, come per esempio anche le Stato Generale Vannacci, ma anche persone ancora più qualificate e titolate. Professore, ti interrompo. Non c'entra, ma secondo me c'entra. Allora, 800 miliardi per il riarmo UE. E l'emergenza clima? Cioè, fino a pochi mesi fa stava crollando il mondo. Riscaldamento globale,
i negazionisti climatici. Credo valga quello che qualcuno diceva già allora, cioè l'emergenza clima era comunque una scusa per mettere mano sul risparmio privato europeo, e quello italiano è molto alto, e per il riarmo si può dire la stessa cosa, cioè l'esca è sempre un'esca, solo che hanno cambiato il verme. Per certi versi sì, se poi tieni presente una cosa, magari ne parleremo in una prossima, in un prossimo, diciamo, colloquio, intervento. Pensiamo dovrei pubblicare a breve un paio di pezzi su questo. Andiamo a guardare per esempio quello che è successo anche recentemente negli Stati Uniti con l'incontro della Meloni con Trump. Nessuno ha fatto due conti. Noi praticamente abbiamo una bilancia commerciale con gli Stati Uniti, uno scambio commerciale intorno ai 65 miliardi di dollari. Il surplus è di 45, noi promettiamo dall'alto della nostra ricchezza 10 miliardi di investimenti delle nostre imprese, e in più ovviamente con il riarmo evidentemente noi dovremo andare a comprare prevalentemente in aziende che sono già operative, già attrezzate per sopperire alle richieste del mercato. E a conti fatti noi abbiamo realizzato il brillante bilancio che qualcuno ha salutato quasi come un'alba di un asse Roma-Washington, con una perdita praticamente, se facciamo i conti della serva, di 20 miliardi in meno nel rapporto tra entrate e uscite. Di questo anche nessuno parla, sembra che tutti non sappiano fare neanche le addizioni e le sottrazioni. E l'obiettivo sì, è giusto, quello di mettere le mani nelle tasche dei risparmiatori. A vantaggio di chi? Sicuramente non delle imprese italiane. Quindi tutto sommato si sta prefigurando quello di cui avevamo parlato un po' di tempo fa. L'Europa è una sorta di... Ma hai presente la storia di... come si chiama? Aiutami, quello... quindi Riccardo e lo sceriffo di Nottingham, che adesso non ricordo. Praticamente c'è qualcuno che comanda e decide di gestire il feudo Europa in modo tale da rastrellare tutto quello che è possibile. E in più utilizza anche il cavallo di Troia del momento per andare a rompere quello che è una potenziale, ipotetica, quello che ne resta, unione fra i paesi europei, per metterli di fatto gli uni contro gli altri davanti a uno stato di fatto, perché per esempio anche per questo discorso della guerra commerciale la missione della Meloni si configura semplicemente come una decisione unilaterale di andare ad aderire pienamente a tutte quelle che sono le richieste degli Stati Uniti, investimenti da parte delle aziende che vogliono esportare negli Stati Uniti e un aumento di quelle che sono le importazioni, con entrambe le cose soddisfatte dalla nostra grandissima Premier, senza che ci sia stato un accordo preventivo in sede europea. E qualora ci fosse anche stato e avesse agito non motu proprio, ci troveremmo nella imbarazzante condizione di venire additati come Italia, come i responsabili di questa proiezione, che quindi costringerebbe tutti gli altri ad adeguarsi alle richieste dello sceriffo di Nottingham, che sta oltreoceano e che si sta rivelando non il cretino che molti credono, ma esattamente quello che sta andare a creare delle turbative nelle diverse zone con questo dire non dire, fare non fare, minacciare una cosa e poi ritirarla, andando, come dire, a vedere, a creare una situazione di confusione generale dove i vari protagonisti si muovono come delle moschette impazzite all'interno di una scatola e lui alla fine si diverte tranquillamente a prendere la prima mosca, la seconda mosca, la terza mosca e sistema i suoi conti facendo con un po' di demagogia quella che è la sua politica.
e quindi ben venga che prima serviva a prendere capitali parlando di questa emergenza climatica, adesso c'è l'emergenza dell'attacco russo, che è stato un leitmotiv di 4 anni di propaganda politica in Europa pro sostegno all'Ucraina, e improvvisamente viene modificato il tutto in un contesto completamente, che è rimasto lo stesso, ma che viene letto in termini completamente diversi. E detto per inciso, e chiudo, le ultime dichiarazioni di Trump sono di andare a ridurre, non di togliere per l'amor di Dio, ma di ridurre le sanzioni alla Cina. E certo, perché poi la differenza ce la mettiamo noi europei. Questo, anche questo è un quadro inquietante per certi aspetti. Allora, io direi che abbiamo praticamente pressoché esaurito lo spazio a nostra disposizione. Se volete leggere per intero la ricostruzione del professor Allocca, la trovate su fcs.report. Io ti ringrazio professore, e a risentirci a presto. Grazie a te, buona giornata a tutti. Allora andiamo allora togliamo la condivisione e vediamo un po' se ci sono messaggi. Allora, ancora Manzoni, 1000 ma tutti in ebook, quelle in carta purtroppo vendute a Milano al mercatino filatelico Spadari. Quando sei bambini e raccogli i fumetti, allora quanti ne prendi? 1, 2, 3, 1 alla settimana. Insomma, alla fine di un anno ne hai, quanti ne hai accumulati? 30, 40. Poi dopo 2, 3, 4 anni ne hai 100, 200, ma stanno tranquillamente dentro un armadio. Quando cominci però ad averli accumulati per 20, 30, 40 anni, e diventa un po', anche perché poi magari insomma uno va a scuola, ci sono i libri, le enciclopedie, eccetera. E devo dire che il formato elettronico è stato, secondo me, è comunque una gran bella cosa, anche se la carta chiaramente resta insostituibile. Andiamo a leggere velocemente: 20.000 in piazza San Pietro per l'ultimo saluto al Papa. Media, offerta finale di Trump, Kiev accetti l'occupazione, Vance, Mosca e Kiev dovranno cedere territori. Allora, la salma del Papa Francesco, salma di Papa Francesco a San Pietro, aspersa e incensata. Ora l'omaggio dei fedeli, migliaia in coda per l'accesso in basilica. E se il nuovo Papa fosse italiano, i nomi e le storie dei 3 favoriti come eredi di Francesco: Parolin, Zuppi e Pizzaballa potrebbero essere protagonisti di un conclave che si pronuncia apertissimo. Come era il detto? Sì, conclave entri Papa ed esci cardinale. Conclave, prove di forza tra matricole e grandi elettori. Non ci sono né il patriarca di Venezia né l'arcivescovo di Milano per sopraggiunti limiti di età, mi sembra. Sicuramente l'arcivescovo di Milano non c'è perché ha superato gli 80 anni. Non so il patriarca di Venezia se sia per lo stesso motivo. I conservatori divisi al conclave, non c'è un candidato forte, non è tempo di rivincita. Arborelius, il cardinale svedese carmelitano, il prossimo papa, piuttosto fantasioso che scelgano me. I doni di Papa Francesco ai detenuti di Roma, oltre 200.000 euro dal suo conto per progetti a Rebibbia e a Casal del Marmo. L'apertura di Repubblica, 8 ore in fila per l'ultimo abbraccio a Francesco, venerdì alle 20 il rito di chiusura. Vediamo Dago Spia, liberaci dalla liberazione, l'Italia piange la morte di Papa Francesco e al governo fiutano un'opportunità: sfruttare l'addio Bergoglio con 5 giorni di lutto nazionale dal 22 al 26 aprile
per annacquare gli 80 anni della liberazione dal nazifascismo. 5 giorni proclamati per Francesco sono un record, per Giovanni Paolo II ce ne furono solo 3, per l'emerito Ratzinger neanche uno. Il clamoroso autogol dell'ex missino Musumeci che ha invocato una sobrietà per la celebrazione del 25 aprile. Ma che vuol dire? E chi decide cosa sia sobrio? Sarà proibito sventolare bandiere ed esporre striscioni? Andrà silenziato chi canta Bella Ciao? Magari a 5 no, dai. Pausa tra poco per Qui Parlamento. Laura Cavandoli. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Kate Blanchett e Michael Fassbender in un avvincente spy thriller. Uccideresti per me, George? Farei qualsiasi cosa per te. Dal regista Steven Soderbergh. C'è una violazione. Chi è il sospettato? Tua moglie. Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema. Sara era importante. Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie. Abbiamo trovato qualcosa in cui sei bravo. Lo sai, un tastino Charlie. Hai considerato ciò che faccio bene? Officine Ubu presenta il nuovo film di Robert Guédiguian. Mi può firmare qualche assegno in anticipo? Come vuole. Una commedia che vi ruberà il cuore tra i vicoli di Marsiglia. Mia madre fa la badante e ha rubato degli assegni a suo padre. Beh, ora che ha trovato un pollo da spennare. Non avevo l'impressione di derubarle. La Gazza Ladra, dal 17 aprile al cinema. Questa è Floreana? Paradiso? Frustrante. Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo. No. Il suo morso può ucciderti. Ogni cosa su quest'isola può ucciderti. È il momento di scegliere. Bye bye.
che se ne vada dalla mia isola. Questa non è la sua isola, è la mia isola. Eccoci in diretta, sempre in simultanea con noi quando sono scocchiate le 14:05, qualche aggiornamento. Allora, Dino dalla provincia di Brescia che manda ormai non sono più fotomontaggi, questi sono creati credo con l'intelligenza artificiale, ed è davvero un peccato non poterlo mandare in condivisione. Il Papa, lui, Donald Trump e J.D. Vance come cardinale che gli sistema la tiara, credo sia il cappello del Papa, e con Make Vatican Great Again. Allora, questo ce l'ha mandato Dino, lui, Dino dalla provincia di Brescia, che ringrazio. Allora, lasciamo, se volete intervenire, linee aperte, disponibilità di WhatsApp, ma intanto direi appropinquiamoci al qui Parlamento, ascoltiamo Laura Cavandoli e poi di nuovo sempre in diretta ringrazio Sveva per averci procurato queste clip direttamente da Montecitorio. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente. Questo decreto militare ripristina
Qui Parlamento. Eccoci di nuovo in diretta. Vincent, vogliamo ricordarlo? Lo vogliamo ricordare lo speciale 25 aprile al cinema? Mamma mia, guardate, amici di Radio Libertà, mi sta facendo studiare di brutto. Mi sembra che sia tornato indietro quando andavo alle medie, che il professore mi bacchettava perché voleva che studiassi e io non c'avevo voglia. Pellegrini è la stessa cosa, mi ha dato un compito che non mi appartiene, non è nel mio linguaggio, con dei film comunque belli. È un casino trovare le clip, perché è un casino, sono talmente un po' vecchiotte che li faremo ascoltare in spagnolo, in portoghese, qualcosa abbiamo recuperato, la qualità non è il massimo delle clip che noi spero facciamo vedere. Allora, i film contro il regime, questo era il compito di Pierluigi Pellegrin. In realtà io mi sono orientato più i film contro il comunismo, perché mi stanno sulle balle. Lui dice che sono un anticomunista, vabbè, chiamami come vuoi, però ci sta, va bene, sono fiero. Va bene. Della politica, io intendo della politica, non della gente, del popolo, Sì, attenzione. assolutamente. Quindi ci saranno film di Carpenter. Carpenter, che allora il grosso della lista l'ha fatto il collega Pelle, perché è un grande esperto in settore di questo genere. Però mi piace perché abbiamo messo dentro Rocky, abbiamo messo dentro Carpenter, 2 film di Carpenter, Essi vivono e Fuga da Los Angeles. Chiamatemi Iena Plisken nella originale. Fuga da Los Angeles, che a me è piaciuto più che Fuga da New York, anche se tutti dicono la preferiscono... stessa cosa, tutti così dicono. Comunque è stato scelto dal sottoscritto perché nel film c'è una figura che è un po' una parodia del Che Guevara, no? E quindi diciamo Carpenter è un po' come Clint Eastwood. E ti ho trovato quella scena dove c'è questo tipo generale che assomiglia a Che Guevara, che ha il telecomando in mano e dice che chi comanda ha il telecomando per schiacciare il bottone per distruggere poi il mondo. Sono riuscito a recuperare quella clip che non ho ascoltato, però te l'ho trovata. Tanto di quel film poi c'è la scena, la celeberrima scena finale, benvenuti nel regno umano, mi sembra, quando Iena Plisken spegne i satelliti ha spento il pianeta Terra. Allora, per quanto mi riguarda, ho scelto invece nella mia piccola lista, ho scelto un film, andiamo dell'anticipazione, un film di un operaio che lavora in fabbrica, uno staccanovista che per guadagnare 4 soldi si spacca la schiena per tanti anni per la gioia. Ai tempi si chiamava il padrone, cioè lavoravi in fabbrica, tu chiamavi il padrone, il tuo datore di lavoro. Lo so. Che è Radici, vi ricordate la serie TV? Io ho sempre detto che dalle mie parti si chiama il Paron. E quello è Nereo Rocco. No, il Paron a lavorare. E ho sempre detto che dalle mie parti, seconda metà degli anni '80, la mia esperienza in fabbrica, e dicevo, quella volta si poteva dire, adesso non si può, e dicevo che è peggio dei negri prima di Lincoln. Adesso non direi negri perché è offensivo, comunque diciamo peggio degli schiavi prima di Lincoln, perché il rapporto grosso modo era quello e non era piacevole, anche perché gli stipendi non era che fossero elevati e le condizioni di lavoro erano anche peggiori. E poi abbiamo messo dentro anche un film, c'è sempre 1 o 2 film francesi, perché il Pelle ama la Francia, viva la France che porta abbondanza, si dice da queste parti. Io amo le francesi invece, dico la verità, non i francesi, e non mi ricordo il titolo di una commedia che comunque guardando la clip è molto divertente, quel film francese. Adesso mi cogli... Adesso mi sfugge il titolo, vabbè, ma stavamo discutendo nel fuori onda del derby di stasera, ecco, per essere chiari, e quindi lui mi ha tirato in mezzo. E comunque sì, stiamo preparando una puntata particolare, perché il 25 dalle 7:30 alle 13 la radio apre agli ascoltatori, e quindi con un palinsesto regolare. E noi saremo, diciamo, una specie di... chiedo scusa. Che giorno è anticipato? Allora, ti anticipo una domanda che ti voglio fare, Pelle. Così poi mi rispondi comunque venerdì, Che cos'è o cosa vuol dire essere anticomunista? No, ma rispondi poi in diretta quando
venerdì ci vedremo. È una domanda che mi sono appuntato lì. Ha tante sfaccettature. Certe volte l'anticomunista e l'antifascista sembrano due facce della stessa medaglia. Quindi Cambiano solo i colori. Qualcuno può anche dire che essere anti è sbagliato. Io personalmente mi sento un anarcoide antiregime, quindi che sia comunista che sia, a me sta alle balle, esatto, concordo. a me stanno sulle balle sia il Soviet che il fascismo e il nazismo, eccetera. Allora, sono associate a due colori, no? Il fascismo a che colore è associato? Il nero. Al nero. E il comunismo? Il rosso. E entrambi cosa fanno? Il Milan. Esatto, che stasera gioca la possibilità di andare in finale. Pronostico? Allora, diciamo che se l'Inter non gioca in casa, tra altre cose, quindi potreste scendere in ciabatte in accappatoio che ci vincete 5-0, ma se il Milan, visto che abbiamo preso una scoppola anche dai vostri cugini nero-azzurri, secondo me un po' di orgoglio ce l'hanno questi che guadagnano tanti di quei milioni di euro che gli farei zappare la terra, altro che rincorrere un pallone. Secondo me vinciamo. L'idea che il Milan si sia nascosto contro l'Atalanta, che non è nostre cugine. No, ma i colori sono uguali. Sì, ma non è nostre cugine. Io ho avuto l'impressione che la squadra si sia nascosta e quindi per giocarsi tutto quanto stasera. L'Inter, dopo aver perso col Bologna, secondo me stasera non vuole perdere. Io ho paura supplementari e rigori. Allora, siccome io sono veramente... Allora, è chiaro che io sono solo milanista, non guardo nessun'altra squadra al di fuori del Milan, ma ti devo dire la verità, se c'è una squadra, l'unica squadra che è in Champions, è inutile, io devo comunque, non gufo, ti dico la verità, ma a forza Inter in Champions. Non è che se c'era un'altra squadra ci ragionavo, ma è l'unica e quindi spero che vada avanti l'Inter. Ti dico la verità, Poi però nel derby stasera vi dobbiamo piallare, anche se giocate in accappatoio in ciabatte. Tanto poi dopo perdete col Bologna. Perché abbiamo il Bologna dopo? Beh, il Bologna ha vinto 3-0 fuori casa a Empoli, quindi la finale dovrebbe essere col Bologna. Ah, sì, no, scusami, avevo in mente il campionato? No, il campionato. Sì, vabbè. No, ascolta, che perdiamo col Bologna. Va bene che si chiama Vincenzo e c'ha un bellissimo nome, l'allenatore del Bologna. Ma se arriviamo in finale la vinciamo noi, Va bene. La vinciamo noi. Se no è meglio che non si fa più vedere quello lì, il vostro ex giocatore che allena il Milan oggi. Con Sensao. Va bene, sai che non sono anti-milanista, non essendo di Milano, io sono solo anti-juventino naturale. Allora, vediamo se oggi un ex interista che allena oggi il Milan, che si chiama Conceição, ex grande giocatore dell'Inter, Anche della Lazio. Anche? Sì, prima della Lazio, poi è venuto poi è venuto comunque a fare grande anche l'Inter. Vediamo se oggi quello lì ha un orgoglio, un sussulto di orgoglio per far vincere questa partita. Almeno godiamo per una giornata. Ma io ripeto, adesso non voglio dirlo. Io spero di no. A me brucia ancora la sconfitta in Supercoppa perché da 2-0, 3-2. Però facciamo finta di dircelo tra di noi. Non pensate male, siamo in diretta nazionale. Però io ogni canale che giro, in televisione, in radio, ovunque, anche sui canali a pagamento, parlano del Papa. Cioè, almeno stasera c'è il derby, lasciatecelo godere. Grazie Vincent, state a cuore venerdì la strana coppia. Mi mancava. Sì, perché non bisognerebbe dire queste cose, ma vedo, sai che se arriviamo a pari punti si fa la finale che potrebbe giocarsi a Milano, ma forse per motivi di ordine pubblico si gioca a Roma. Tra Milan, roba. Cioè, tra Inter e Napoli, per lo scudetto. Se andate a pari punti. Nel 64 l'Inter perse lo spareggio, l'unico precedente della storia del campionato italiano, lo perse col Bologna, peraltro, quindi vedi che sono tutti i colori che si girano attorno, ma vincemmo la Champions, forse la prima, contro il Real Madrid. Ciumbia. Allora... E quindi vedi che non è che mi sbaglio tanto, no? Noi vinciamo la Coppa Italia e voi vincete la Champions, dai. E amici più di prima. Guarda,
Che Dio ti ascolti. No, Dio mi ascolta sempre, perché io sono abbastanza un peperoncino con lui tutti i giorni. Perfetto. No, Vincent, grazie, alla grazie. prossima. Benissimo, e partiamo con Segui la Lega allora. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Legaonline.it, questo è il sito, scritto legaonline.it, segui la Lega prima che la Lega seguisca te, alla Pellegrina, segua te alla Marcena, tante cose posso fare su questo sito, per esempio firmare per sostenere le forze dell'ordine, difendiamo chi ci difende, difendiamo chi difende gli italiani e sosteniamo così anche le proposte della Lega inserite nel DDL sicurezza. Poi mi raccomando, c'è il calendario delle feste, c'è appunto un weekend lungo, anche non per noi perché noi saremo ancora in diretta, e c'è la possibilità di iscriversi alla Lega Salvini Premier. È molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, alla fine vi verrà recapitata la maggiore per postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, noi raccomandiamo ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici a tutte le femminucce, a tutti i maschietti, a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autocoscienza civica, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa, è una scelta che non ti costa nulla. Questi non sono soldi nostri, questi sono soldi dello Stato, ma noi possiamo dirgli dove spenderli. Col D43, questo redazionale Lega, noi possiamo dirgli di spenderli per la Lega. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. E abbiamo 3 apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i protagonisti, 4 di sera, Rete 4 alle 20:30 con Simonetta Mattone. Domani alle 9:40 Coffee Break con Stefano Candiani, ovviamente alle 7, e il prossimo martedì 29 aprile il presidente della Commissione Attività Produttive, nonché sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, la rubrica Economia all'emittente Sky TG24, ore 17:15. Stop.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire? Il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie. Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci sempre in diretta in simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina, e parliamo allora di un pontificato tra silenzi, alleanze, ombre, così è scritto su OCS.report del direttore Francesca Musacchio, che possiamo leggere anche sul Tempo. Bentornata ai nostri microfoni, Francesca. Grazie, bentrovati. Tra dialoghi, silenzi e ombre, per la precisione. Allora, sicuramente un pontificato, un papa che non ci dimenticheremo, ma al di là, adesso io mi scandalizzo un po' di quelli che si scandalizzano, no? Perché dicono adesso tutti parlano bene del papa, compresi quelli che prima lo criticavano. È morto, cosa cioè, è abbastanza, è umano, insomma. Però è molto più serio sicuramente fare un bilancio e mettere da parte quelle che sono certe convenzioni e, come dire, fare come avete fatto voi, tu, la tua redazione, Francesca, un bilancio complessivo di quello che è stato fatto e anche di alcune scelte che non sono state, che non sembrano essere state riuscite. Da dove possiamo cominciare? Voi cominciate anche dal rapporto con Pechino, per esempio. Beh, noi in realtà focalizziamo questa nostra analisi solo sulla geopolitica e quindi sui rapporti che il Vaticano, la Chiesa, tramite Bergoglio e sotto la guida di Bergoglio, ha tenuto con alcuni paesi e in determinate circostanze. Quindi andiamo ad analizzare il rapporto con la Cina, con l'Iran, quello che è stato il rapporto e la posizione del Vaticano di Bergoglio nel conflitto che è in corso a Gaza, in quello che è in corso in Ucraina. E analizziamo questi 4 aspetti fondamentali perché secondo noi sono quelli che hanno un po' tracciato la linea di quello che era la politica estera sotto Bergoglio del Vaticano. Perché ovviamente, premessa doverosa, con tutto rispetto per l'uomo, per l'istituzione,
per la religione e per chi ovviamente in questo momento attraversa un momento di sofferenza per la morte del Papa. Detto questo, sappiamo tutti che il Vaticano fa politica e politica rappresenta la politica, e la politica che ha rappresentato Bergoglio in questi 10 anni è una politica estera che si è sviluppata attraverso luci e ombre. Noi abbiamo recuperato le sue posizioni di questi anni nei confronti di, ad esempio, Iran e Cina. Con la Cina, ma questo è noto, non è stata una scoperta che abbiamo fatto noi, è noto che è stato firmato un accordo nel 2018, definito ai tempi provvisorio ma poi rinnovato negli anni seguenti, nel 20 e nel 22, sulla nomina dei vescovi. Ora, l'intento era quello di ricomporre la frattura fra la Chiesa ufficiale, quella riconosciuta dal regime cinese, e quella clandestina che è fedele a Roma. Tuttavia, nonostante questi sforzi, nonostante questo tentativo di fare delle nomine di vescovi che potessero in qualche modo andare bene sia alla Chiesa che che alla Cina, comunque i risultati non è che si sono visti, perché comunque ancora oggi in Cina ci sono vescovi, preti che sono in carcere, che sono stati arrestati, e comunque la libertà di culto non è assolutamente garantita. Ma ancora più grave, secondo me, è il fatto che questi accordi siano stati definiti segreti. Il Vaticano ha detto che sono segreti e lo sono per loro stessa ammissione. Quindi la prima cosa che viene da dire è: perché devono essere segreti? Quali accordi così indicibili ci sono fra la Cina e il Vaticano, no? E qui ognuno poi la può pensare come vuole, però poi la posizione di Bergoglio è che ha dialogato con i regimi, ma non è mai riuscito a dare le colpe e le responsabilità che questi regimi hanno avuto. Nel caso ancora della Cina non ha parlato ad esempio su quello che è successo a Hong Kong, sulla situazione delle persecuzioni degli uiguri. Insomma, cosa vuol dire questo? La diplomazia significa non parlare anche, cioè non accusare anche davanti crimini e reati gravi il regime di turno, ma poi possiamo continuare a parlare dell'Iran. Anche con l'Iran, insomma, sì, è vero che i rapporti fra la Santa Sede e Teheran vanno avanti al 1954, però l'apertura del Vaticano, ricordiamoci che l'Iran è un regime, un'autocrazia che uccide i dissidenti, che uccide i gay, che non dà la possibilità alle donne di fare una lunga serie di cose, che poi noi abbiamo l'esempio. Una delle ultime persone che in Iran sono state incarcerate è la giornalista italiana Cecilia Sala. Quindi l'Iran tra l'altro è il finanziatore e il manifatore occulto di quello che è successo in Israele il 7 ottobre del 23, ed è l'elemento che ha destabilizzato e sta continuando a destabilizzare il Medio Oriente in chiave anti-Israele, e anche nella guerra tra Gaza e Israele. Il Papa Bergoglio ha tenuto una posizione che molto spesso è risultata troppo sbilanciata verso la Palestina. Addirittura nel suo libro lui stesso scrive che bisognerebbe indagare sul fatto che, sulla possibilità che a Gaza sia in corso un genocidio. Allora, tutto questo, per poi, anche poi con la guerra in Ucraina. Francesca, ti interrompo. In questa tua ricostruzione ti sei chiesta anche perché certi slanci? Un papa non può essere per definizione un ingenuo, una persona non preparata, tantomeno un gesuita, ma certe prese di posizione, anche mi sono ricordato
la NATO che abbaia alle porte della Russia, quindi quasi filo attenzione, io non voglio che abbia una posizione contro Putin, ma da un papa di solito magari saranno, per carità, anche frasi di rito, ma ti aspetti che invochi la pace, che se pensi alle vittime, che pensi a chi soffre, e non che faccia geopolitica in questa maniera anche piuttosto chiara. Certo, ma guarda, lui ha fatto politica e geopolitica in modo molto, 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 molto chiaro. Ora, per carità, ognuno sta dalla parte che vuole, c'è chi sta con i palestinesi, c'è chi sta con gli israeliani, c'è chi sta con gli ucraini, c'è chi sta con i russi, ma io non sono nessuno, io non ho nessun ruolo istituzionale, io non sono a capo di un governo, a capo di una chiesa, io non sono a capo di nulla, quindi la mia opinione vale quello che vale, ok? Ma non è così per un capo di Stato, di governo, per un leader religioso mondiale come il Papa. Quello che dice lui non ha la stessa rilevanza di quello che dico io. Quello che dico io non vale niente, ok? Vale soltanto per me stessa. Invece quello che dice un leader politico, religioso come il Papa vale tantissimo. Quindi le dichiarazioni del Papa, oggi parliamo di Bergoglio, domani parleremo evidentemente del nuovo Papa, ma valgono tantissimo. Quindi la moderazione del linguaggio, in queste ore c'è stato anche qualcuno, diciamo, di alcuni vescovi che hanno detto, beh sì, effettivamente qualche volta ci sono state parole, ha pronunciato parole che forse poteva evitare. Ecco, è proprio quello il punto. Dopodiché personalmente tu puoi prendere qualunque tipo di posizione, però non attaccare, diciamo, in questo caso parlando dell'Ucraina, non attaccare l'invasore, non identificare chi è l'invasore, chi è l'invaso, allora a questo punto tu prendi una posizione che però non è prudente, anzi in alcuni casi potrebbe anche profilare degli aspetti di corresponsabilità. Io queste cose le ho dette, le ho scritte di Bergoglio quando era in vita, e per coerenza le dico anche adesso che non c'è più. Rispetto ovviamente per una persona che è morta, rispetto per le istituzioni, ma diciamo, la mia visione della sua geopolitica l'ho espressa in passato, la esprimo anche adesso per coerenza. Quindi io non mi unisco al coro di tutti coloro che dicono che abbiamo perso un grande Papa, non mi unisco al coro del dolore, del cordoglio, prendo atto della scomparsa di un essere umano che era anche un leader religioso mondiale e che dal mio punto di vista ha commesso degli errori di diplomazia molto importanti. Ci sono anche, ripeto, faccio fatica a pensare all'ingenuità, poi non so fino a che punto un Papa possa avere tutto sotto controllo, ma tu ricordi nel tuo articolo anche il presepe in sala Paolo VI con Gesù bambino avvolto nella keffia. Io direi anche no, ecco. Questo non è ingenuità. Allora, il papato di Francesco purtroppo, dopo lo scoppio della guerra in Gaza, è stato accusato di antisemitismo, perché ha messo in campo, oltre a quella del genocidio, alla domanda che si è posto nel libro, se fosse il caso meglio indagare per capire se in Gaza è in corso un genocidio, anche questa roba qui avvolge il Gesù bambino nel simbolo dei paesi. Quindi tu non puoi non sapere, tu lo sai benissimo e lo fai con consapevolezza. E in alcuni rapporti sull'antisemitismo usciti di recente, la Chiesa, l'atteggiamento della Chiesa e le dichiarazioni di Bergoglio sono stati indicati come motivo dell'aumento dell'antisemitismo. Questo è un dato, non lo invento io non faccio analisi, non faccio ricerche, io faccio la giornalista e mi limito a registrare quello che accade, e devo registrare anche i dati di questi rapporti che poi sono disponibili online, chiunque li può andare a vedere, non è nulla di segreto, al contrario
degli accordi tra Vaticano e Cina che invece sono segreti. Ora, io fedele, io non sono una praticante, sono di origine cattolica perché sono nata in un paese cattolico e la mia famiglia per tradizione lo è, ma non siamo praticanti. Però come cattolica vorrei capire e come italiana vorrei capire perché questi accordi sono stati segretati, che cosa c'è in mezzo, che cosa è stata, e qual è la moneta di scambio, per dirla volgarmente. E poi in questi casi devi dire, vabbè, ma quello il Vaticano è uno Stato a sé, certo che è uno Stato a sé, però a me pare che diciamo l'interesse del Vaticano travalica tantissimo i confini, le mura vaticane, quindi se questo lo fanno loro, allora cortesemente dovreste anche essere un po' più trasparenti rispetto a tante cose. Ecco, questa trasparenza, ecco perché noi parliamo di silenzi, di ombre e di dialoghi particolari di questo pontificato. Abbiamo detto, tu hai spiegato che è stato un quadro, quello che possiamo leggere su FCS.report, il vostro, il tuo, un quadro geopolitico. Sentivo nei dibattiti di questi giorni qualcuno ha detto che certe scelte hanno allontanato i cattolici, forse hanno affascinato i laici, però è stato anche un papa. È stato un papa che, come si è anche secondo te, come si è messo, come si è posizionato nei confronti dell'informazione? È stato un papa abbastanza nuovo, no? Si faceva anzi, era lui che intervistava il Scalfari, Eugenio Scalfari. È stato un papa che a lungo è sembrato, per la sua posizione sui migranti, un papa progressista, però sull'aborto, e lì magari è stato meno pubblicizzato, è sempre stato estremamente categorico, è arrivato addirittura. È un papa che anche lì, dunque, ufficialmente un papa che si è schierato in modo netto e pesante contro la pedofilia, però dopo ci sono dei passaggi che forse non gli sono riusciti su questo fronte. Poi c'è la famosa frase, un po' carpita se vogliamo, quella della frociaggine, che se un papa non vuole far venire fuori quella frase non viene fuori comunque, secondo me. E poi io ti dico, per esempio, che è stato un papa, adesso sto parlando troppo, poi ti do subito la parola, che forse, come dire, ha pilotato l'informazione, però alla fine forse ne è stato un po' vittima, perché io, per quello che vale la mia opinione, avevo letto il suo discorso in occasione della giornata della terza età, credo fosse giugno-luglio del 2023, e sono rimasto colpito, molto colpito, cioè un discorso davvero straordinario, così come una sua introduzione a una raccolta di poesie laiche, ma con valenza, anche con la loro sacralità, insomma, nella loro poetica. E anche lì non l'aveva scritta apposta, è stato tratto, non credo fosse un'enciclica, comunque è stato tratto da suoi testi, cioè l'idea che comunque questo Papa sia stato anche, abbia avuto riflessi da davvero, da autentico gigante del pensiero, e altre posizioni che francamente lasciano spiazzate. Io ho detto la mia, che non interessa a nessuno, ma la dico a te perché per confrontarsi, soprattutto per capire che quadro poi in definitiva possiamo delineare, disegnare di questo Francesco. Guarda, io non so quanto oggi tutti definiscono Francesco un papa progressista. Io non so se è veramente stato progressista, e francamente non so neanche che cosa intenda chi lo definisce progressista. Se il progressismo sta diciamo nell'occuparsi degli ultimi, beh, quello non è progressismo, quello è il compito per antonomasia della Chiesa.
quindi non trovo progressismo in questo, cioè la Chiesa per definizione si occupa degli ultimi, altrimenti di chi si dovrebbe occupare. Dopodiché la sua capacità comunicativa sicuramente è stato un Papa che aveva in sé una grande capacità comunicativa nel modo di porsi, nel modo di parlare non soltanto con i media ma con tutti, quindi aveva una grande capacità comunicativa che lo ha ovviamente aiutato anche a farsi conoscere, lo ha aiutato ad entrare laddove probabilmente altri papi come Ratzinger, che invece era un ascetico e quindi aveva un portamento e un modo di fare completamente diverso, ovviamente non ha potuto fare perché aveva un modo di comunicare completamente diverso. Queste sono doti che sono umane, caratteriali, a prescindere dal ruolo che si ricopre. Sicuramente queste doti caratteriali hanno aiutato Bergoglio ad avere una capacità comunicativa maggiore, riuscire ad arrivare con le parole e con i gesti laddove probabilmente altri suoi predecessori non sono riusciti ad arrivare. Però io non parlerei di progressismo proprio perché, come hai detto tu, su alcuni temi come quello dell'aborto, che peraltro è un tema estremamente divisivo nel mondo laico e nel mondo religioso cattolico, quindi tanto più all'interno del mondo religioso, all'interno del Vaticano, è un tema divisivo. Probabilmente la sua posizione sull'aborto in realtà non è stata quella che tutti hanno immaginato, cioè che a un certo punto lui potesse aprire in qualche modo un varco, una possibilità su questa roba qui. Abbiamo problemi noi laici nei vari governi, non solo in Italia ma in tutto il mondo, a far capire che questa è una cosa che è una scelta dell'uomo e della donna. Io non credo che sia soltanto della donna, ma comunque questa è una visione di un'altra storia, e quindi questa roba qui secondo me è stata travisata. Lui non aveva nessuna intenzione di fare aperture nei confronti dell'aborto, anche perché internamente al Vaticano il suo papato è stato un papato di rottura, di divisioni interne. Sono tantissime, stanno emergendo adesso che si comincia a parlare della nomina del nuovo Papa. Noi non sappiamo chi sarà il nuovo Papa. Secondo alcuni osservatori ci sarà un Papa che sarà l'opposto di lui, nonostante lui abbia eletto molti vescovi. Questo non vuol dire che il suo successore sarà sulla sua linea, probabilmente no, ma all'interno della Chiesa c'è una grande rottura causata dalle posizioni di Bergoglio su infiniti temi, non ultimo il tema dell'aborto, il tema della migrazione e il tema del ruolo delle donne all'interno della Chiesa. È stato un Papa di rottura, quindi c'è una frattura enorme all'interno del Vaticano tra bergogliani e non bergogliani, sia all'interno delle strutture clericali che nelle strutture non clericali ma immediatamente vicine al Vaticano. E quindi io non lo definirei un Papa progressista, io lo definirei un Papa di rottura che è stato bravo a comunicare determinati concetti, ma che poi in effetti, se andiamo a vedere le grandi opere sono state attribuite quasi a tutti i papi che si sono succeduti. Quindi qui però, ecco, qui in questo papato adesso c'è da raccogliere i cocci, da rimettere insieme un Vaticano profondamente diviso e spaccato, e quindi la nomina del nuovo Papa ritengo non sarà una passeggiata, questo sicuramente, e potremmo rimanere grandemente sorpresi, ecco. E sicuramente avremo occasione di parlarne con Francesca Musacchio, direttore di OCS.Report. Francesca, ti ringrazio e a risentirci a presto. Grazie a voi, buona continuazione. Allora andiamo verso la conclusione, vediamo gli ultimi aggiornamenti da darvi. Abbiamo l'ANSA, l'omaggio dei fedeli a Papa Francesco, 20.000 in piazza, San Pietro per l'ultimo saluto, diciamo qui siamo rimasti a questo. La salma di Papa Francesco a San Pietro, un fiume silenzioso di fedeli
in fila per l'1° maggio. Roma si prepara alle esequie. E qui conclave prove di alleanza tra matricole e grandi elettori. Non ci sono né patriarca di Venezia né vescovo di Milano. Questa è una notizia che abbiamo già dato. La diretta, 8 ore in fila per l'ultimo abbraccio a Francesco. E quindi Dagospia offre la foto di Giorgia Meloni che ride e scherza in modo anche abbastanza irrituale con il Papa. Morto il Papa si spennano i pellegrini, i proprietari delle case vacanze di Roma alzano i prezzi in occasione del funerale del pontefice e del successivo conclave. E direi Papa Francesco prima di morire ha inviato 200.000 euro di tasca sua ai detenuti. Attimi di paura per Carlos Santana, il chitarrista 77enne, è stato portato in ospedale dopo essere stato colpito da malore. Bene, allora chiudiamo con una buona notizia, perché adesso Carlos Santana sta bene e non è in pericolo di vita. Bene, allora chiudiamo ringraziando Sveva meravigliosamente sulla torre di comando della regia tecnica e tutti coloro che anche oggi hanno scelto Radio Libertà. Gracias. Avete ascoltato Oltre la pagina.